Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Il Lecco a Pistoia per tornare a vincere dopo 3 partite in cui sono arrivati soltanto 2 pareggi e una sconfitta per la formazione di D'Agostino. La pistoiese per risollevarsi da una classifica assolutamente deficitaria. Va in scena Pistoiese-Lecco, 10 minuti e subito Lecco in avanti con Capogna, capitano del Lecco che allarga sulla destra per Zeliak. Il cross di Zeliak, Capogna la liscia, Magni e poi Capogna si gira da buonissima posizione con il mancino. Il capitano del Lecco non inquadra la porta, inizierà il suo personalissimo scontro proprio contro la porta della Pistoiese. Dall'altra parte il colpo di testa dell'ex di turno Chinellato. Pissardo non si fida, mette in angolo. Ancora Pistoiese sulla destra, il cross lungo sul secondo palo, anticipato quasi Valiani da Zeliak. Arriva il numero 7, esperto giocatore della Pistoiese, che calcia però a lato. Sempre padroni di casa, la punizione, viene messa fuori la palla dal Lecco, ma ancora Valiani prova a metterla dentro, un po' sporco il cross, Chinellato, la zampata, cerca la zampata dell'ex. Pissardo è ancora attento. Buon momento della Pistoiese, il calcio di punizione, ancora una volta Chinellato non trova l'appuntamento con il gol, rischia tantissimo il Lecco nella fase centrale e finale del primo tempo. Nella ripresa però aggredisce bene invece la formazione di D'Agostino. Capogna si prepara benissimo, poi con il mancino invece non inquadra la porta, difesa da Vivoli. Si dispera Capogna. 54esimo, il corner di Iocolano, va Masini che incorna la rete dell'1-0. Il giovane centrocampista bluceleste firma la sua prima rete in maglia Lecco dal suo arrivo a gennaio. Con i tempi giusti Masini va a mettere dentro dal cross battuto molto bene e trova il vantaggio per il Lecco. Anticipa tutti sul palo corto. Davvero un bel gol quello di Masini. C'è la reazione della Pistoiese. Qui Capoferri va su un pallone con un po' troppa leggerezza, forse subisce anche fallo che non viene fischiato. Allora Chinellato la recupera e poi calcia addosso a Pissardo, bravo a fare scudo davanti alla porta con il corpo. Ancora Pistoiese, 67 i minuti sul cronometro. Pierozzi dentro il pallone per Malla, ancora Pierozzi, l'1-2, perde un attimo per calciare e riesce Cauz in qualche modo a opporsi sulla traiettoria del tiro. Valiani a sinistra prova a mettere dentro questo pallone, Chinellato ci arriva ma centrale la conclusione di testa. Pissardo non ha problemi. Buon momento per la Pistoiese che cerca di pervenire al pareggio. Azione che si sviluppa sulla sinistra, dentro il pallone, lisciato da tutti. Valiani lo controlla ma si è defilato troppo e calcia direttamente in curva. 80esimo, Marotta mette giù bene per Capogna. Iocolano prova lo spunto, Simone Iocolano che si accende all'improvviso di a sinistra, va via un avversario, entra in area, mette dentro un cioccolatino per Riccardo Capogna, ma ancora una volta il capitano del Lecco non è cinico e non trova la porta. Calcia un po' male qui, arriva forse anche disturbato dal terreno di gioco, non in perfette condizioni, ma non riesce a inquadrare la porta. Valiani scende forte sulla destra, mette dentro questo pallone, Pissardo la trova, poi invece costretto in qualche modo sulla conclusione di Cerretelli. Si salva il Lecco, che all'82esimo veramente rischia tantissimo. Ancora Iocolano dentro per Masini, il piattone centrale, e si salva in questo caso Vivoli. Sfiora il 2-0 dall'altra parte il Lecco. 93esimo, finisce qui. Il Lecco espugna il campo di Pistoia e torna a vincere dopo 3 partite senza successi. 1-0 decide la rete di Masini.